Come promesso, l'amico Pippo Castorina ha portato nuovi ospiti e ospiti anche prestigiosi al Museo del Calcio Siciliano di Nino Donia. E quest'oggi abbiamo niente po' di meno che Carmelo Mancuso, che per molti anni ha giocato nel Messina, ha giocato anche nel Milan, di nuovo a Messina e a Lecce e a Monza e altre squadre. Nino Donia, abbiamo un campione, si può dire. Mi sembra di sì. Qua il livello si alza sempre di più. Il museo si arricchisce sempre di persone per bene e calciatori seri. Prima di dare la parola a Carmelo Mancuso, signor Pippo Castorina, un bel colpo portare Carmelo Mancuso a San Piero Niceto. Ma non è solo Carmelo Mancuso, perché Carmelo Mancuso è una punta di diamante. Io lo considero uno dei giocatori, anche perché è stato nel Milan, ha fatto bene dappertutto. Ma io ho promesso a Nino che gli avrei portato altri personaggi e a uno li portiamo, perché di questo museo deve diventare storico e punto di riferimento per tutti gli amanti del calcio. Quindi ora c'è Carmelo Mancuso. Io di Carmelo Mancuso mi ricordo una cosa. Quando lo vidi giocare per la prima volta, che era nel Messina, mi ha impressionato una cosa. Lui ha il piede sinistro, ma valeva per tre, perché quello che facevo col piede sinistro l'ho visto fare per voi. Mi ha impressionato a tal punto che ne parlai anche quando arrivai a Milano con Braida. C'era allora Lido, ci sta Lido, vedi che questo è forte, non ce lo facciamo scappare, vedi che questo è forte. Allora non so come, attraverso la Maccione, attraverso Lido, si è preparata un'amichevole a Messina, la famosa partita in cui Mancuso è stato visto. Avevo ragione, il Milan l'ho preso e ha giocato nel Milan con successo. Però ora la carriera ce la facciamo dire da Carmelo Mancuso, una carriera molto ricca, prima da giocatore e anche ora da allenatore. Partiamo dagli esordi. Io esordito a Messina a 16 anni, nel settembre dell'82, contro la Grumese. È una sensazione, è un ricordo di quella partita che penso non ci sono parole per trasferirle all'esterno, perché il Celeste allora era un catino sempre gremito. La gente, mi ricordo, che mi diceva si metteva di lato perché così c'entravano di più. Era veramente un 12° uomo in campo. E quella è stata una partita per me fondamentale, perché mi ha aperto le porte al grande calcio. Di lì ho iniziato altri 2 anni di C a Messina, sono andato al Milan, ho fatto il Monza, ho giocato a Monza, ho giocato a Giarra, ho giocato a Lecce, ho giocato ad Ascoli, ho giocato per 16 anni a livello professionistico. Una carriera, sì, importante, non importantissima, perché la Serie A l'ho fatta solo col Milan e con il Lecce, però ho vinto 4 campionati, 2 Coppe Italia di Serie C, anche da protagonista, perché la prima Coppa Italia contro il Monza, col Monza contro il Palermo, segna il gol della vittoria, che ci permise di aggiudicarci la Coppa. Ho vinto anche una Coppa Italia dilettanti con Real Messina sul fine della carriera, a 37 anni. Ho giocato a Wembley, la finale dell'Anglo Italiano con l'Ascoli, ho fatto parte delle rappresentative della Juniores, della nazione di Serie B, nazione di Serie C. Qualche soddisfazione me la sono preso, ho girato il mondo e mi sono divertito. Ha marcato anche Maradona. E io questo chiedo, ora Carmelo Mancuso e Maradona. Vabbè, ho avuto la fortuna e il piacere che col Milan, delle poche partite che ho giocato, 2 sono state contro il Napoli. Esordì al San Paolo nella prima partita in Serie A col Milan, e poi ci giocai anche al ritorno. Ho avuto la fortuna di giocare contro questo extraterrestre, che era un giocatore veramente che faceva quello che le persone normali non fanno. Col Milan al ritorno fece un gol di punta al limite dell'area, che lì chiunque avrebbe fatto una scelta diversa, ma lui tirò, prese di punta, la mise all'angolino a Terranio e fece gol. Era un giocatore straordinario, era pura essenza del calcio, quindi averci giocato contro per me è stato sicuramente un onore, è un piacere. Ci racconti un aneddoto di quella partita che poco fa ci stava raccontando? No, ormai
non dico che diventa quasi a barzelletta, lì io ero molto veloce, sono sempre stato una delle mie caratteristiche fisiche, era la velocità. E lì un'azione di contropiede che il Milan vinceva 2-0, il Napoli vinceva 2-0, partì in contropiede, fu lanciato, io in una diagonale difensiva gli ho tolto la palla di testa e lo aggirai. E ci fu una specie di boato a mo' di... Come se avessi segnato un gol tu. Sì, la stessa cosa. Sì, la stessa cosa. Sì. E un'altra domanda. Carmelo Mancuso al Milan, se non ci fosse stato un certo Paolo Maldini, Ma avrebbe cambiato questa è una cosa qualcosina? sempre che sì, c'era Paolo, io con Paolo siamo stati, io ho la maglia della Coppa dei Campioni che vinsero con lo Steaua Bucarest qualche anno dopo, ci incontrammo in una partita col Monza e Paolo, che era un grande uomo, è ancora un grande uomo perché è una persona che al di là di quello che sia state le rivalità calcistiche ha grandissime doti umane. Io la cosa che posso, diciamo, rammaricarmi è di forse che se fossi andato al Milan qualche anno dopo avrei avuto qualche chance in più di far qualcosa di meglio, perché sono arrivato a 19 anni, ero troppo piccolo, non è come adesso, non c'erano cellulari, non c'erano procuratori. Racconto adesso velocemente come è stato il mio passaggio. Un lunedì sera arrivai a casa, ho la ragazza che adesso è mia moglie, arrivai a casa e mi trovai Ciccio Curro e Nucifora, diretto sportivo, sotto la casa. E ho detto, "Oh, scusate, sono le 11, dico, lunedì, dico, no, non ti occupare, tu dai a casa, ora fatti la valigia, domani alle 6 devi partire. Ma sì, tu vai alla valigia, dormi, metti la sveglia, alle 6 ti passa a prendere Nucifora. Va bene. Mi sono preparato una valigia, sono partito, non mi hanno detto niente. La mattina vado, ma dove stiamo andando? Dicevo, no, dobbiamo andare a Milano. Va bene, ma che ci sia? No, a Bologna, abbiamo fatto Catania-Bologna. Poi da Bologna abbiamo preso la macchina e siamo andati a Milano. Sulla Bologna-Milano mi disse che il Milan mi stava comprando, mi stava facendo al Milan. Ma non avevo, sulla macchina non c'era il cellulare, dicevo chiamo mio padre, non avevo, sono arrivato in Viaturati, c'era Rivera, c'era il Greco, non mi ricordo come si chiama il segretario. No, Loverde. Loverde. Presidente Loverde. Insomma, mi misero su firmo, così, 3 anni. Dicevo, mi fate fare una telefonata, sembra il carcerato da fare prima di morire. E chiama mio padre. E mio padre mi disse, stai firmando col Milan, che stai firmando con... firma il contratto, e niente. Così, fu una cosa... All'improvviso. Tutto è stato... L'evolversi di niente è stata così veloce che... 19 anni. Che non ho avuto la possibilità di capirci. Di capirci dove cose, siamo. Sì. Però belle soddisfazioni. No, che c'è? Fine della carriera di calciatore, che è durata, vi ho detto, fino a 37 anni, è iniziata quella di allenatore. Sì, ho iniziato nell'Atletico Catania, allora fresco di patentino da allenatore professionista, mi chiamo Mariotti, Lungo, direttore sportivo che era stato mio avversario tanti anni con l'Udinese. Mi disse, Erme, che vuoi fare? Vuoi andare lì? C'è Proto come presidente, lui è vicepresidente di Lega, fanno quest'anno di purgatorio, il prossimo anno verranno ripescati, è una squadra giovane, ma lì la voglia di allenare accettai, ma purtroppo i tifosi erano, nonostante tutto, abbiamo fatto anche abbastanza bene, però fuori dai muri di casa, anche se non giocavamo al Cibali, quindi non avevamo un campo dove giocare. Infatti peregrinavo tra i paesi etnei. Però fuori casa su 6 partite ne avevamo vinte 4, una pareggiata, una persa. In casa invece ci contestavano, ma siccome è una squadra molto giovane non riuscivamo a vincere perché loro contestavano il presidente a prescindere, un po' come tipo la c'era adesso con lo Monaco che nonostante loro contestano, quindi... E ci sono le situazioni che... E lì io iniziai a allenare, poi passai in 7 giorni del Messina.
Ho fatto 2 anni di allievi, 2 anni di primavera. Sono stato chiamato dai Franza un lunedì quando esonerò a Giordano per allenare la mia squadra, però poi il buon signore pensò bene di affittare la squadra a Bolchi. È stata... E quindi, però, da un lato per me poteva essere una possibilità. Però anche come è andata la stagione. No, ma sai, il calcio, le gestioni, ad esempio quell'anno, quando ho preso la squadra Bolchi, abbiamo fatto l'amichevole il giovedì con la mia primavera, il primo tempo durò 63 minuti, perché noi vincevamo 1-0 e non riuscivamo a segnare, perché la mia era una squadra. La prima squadra era un po' una banda così, una banda. Gli diede un rigore alla fine inesistente, pareggiò la partita, fischiò la fine, di lì allora Bolchi mi disse non ti preoccupi e chiamò gli allievi per le partite successive, perché con la primavera non ce la faceva. Perché finì quel Messina? Ma ci sono tante cose che adesso È lunga storia. parlare per tanto tempo, la cosa che dispiace è che aver vanificato una Serie B per passare in Serie D Un colpo al è cuore. stato un qualcosa però ci sono stati fatti tanti errori in termini di acquisti giocatori, che la società lì, vabbè, dico, sono discorsi che adesso lasciano il tempo che Certo, trova. ormai. Purtroppo sono stati fatti e non si può tornare indietro. E ultimamente hai allenato settore giovanile? No, C'è stata l'esperienza a Torre Grotta, già sono Virtus. stato all'Igea in Serie D, così, una scommessa mia, che se avessi avuto la possibilità, diciamo presidente, tra virgolette, che avevo, mi avesse continuato a far lavorare, magari avremmo fatto anche qualcosa di buono. La seconda giornata abbiamo battuto il Messina 3-0 con una squadra. La nostra costava 5.000 euro tutta compresa al mese, un attaccante del Messina solo prendeva 5.000 euro al mese, quindi L'ho visto, sì. ci sono delle situazioni che nel calcio, se tu riesci a motivare bene i giocatori, riesci a tirare fuori delle cose buone. Ovviamente i giocatori ci vogliono, dicono. I giocatori ci allegra, è il capitano del Latina di quest'anno, Bona ha fatto benissimo col Bisceglie, molti ragazzi poi si sono persi, dai Miuccio, Salvatore Lancia, c'è un ragazzo di... Giulio Ucci è discreto. Beppe Miuccio ha fatto bene, Sì, ha fatto sì. 2 contro il Messina, era un Sì, 2000, sì, non ha mai davanti. giocato da nessuna parte. Abbiamo visto Sono ragazzi che davanti. avrebbero voluto continuare a crescere, però poi purtroppo mi hanno mai esonerato. Poi mi ha esonerato di nuovo perché mi ha richiamato per una partita, abbiamo vinto fuori casa e mi ha mandato via di nuovo. Sì, sì, Quindi- Vabbè, ma lì perché vabbè. il suo doveva giocare il figlio, questo è Sì, non si poteva fare. Sempre tanto, dato scorso di prima. a me torniamo sempre là. Io Appunto. Non si poteva fare. ti I raccomandavo. genitori sono a rovina. No, I niente. genitori. Ormai allenare non è più per merito, ma per raccomandazione o Sì, sponsor. sì. È cambiato il calcio. No, non è più. Purtroppo sì. Tutto è così. Va bene. Vuoi dare qualche aneddoto di quel Messina? Del primo Messina? Quello dei bastardi. Di Scoglio. Di Scoglio. È stata un gran Ho Messina. avuto la fortuna di avere come allenatore Franco Scoglio, che è stato per me una persona che mi ha dato tanto, mi ha insegnato tante cose, anche come metodi di allenamento. L'ho avuto anche lui è stato docente all'Università di Tecnica Calcistica e io sono stato suo assistente, dopo che praticamente avevamo smesso e lui era andato ad allenare una nazionale africana. Quell'anni il calcio era diverso, i giocatori giocavamo per altre cose, non c'era, come si dice, l'attaccamento alla maglia, si giocava non erano i soldi, non era in quel momento Il pensato piacere. ad altre cose. Sì. Il mio calcio, diciamo, ho detto prima,
se avessi iniziato a giocare 5 anni dopo e avessi fatto la stessa carriera, a quest'ora avrei qualche milione di lire in più in banca. Di euro. Il nostro calcio di euro, il nostro calcio era povero, quindi però Ma c'era l'orgoglio della maglia. non rimpiango niente, nel senso rifare tutto da capo senza nessun rimpianto. Bello così, belle parole. Don Pippo, grazie per averci portato un ospite così preparato e che per certi versi mi ha emozionato nel sentirlo parlare nei suoi racconti, perché è una storia che ho vissuto, quindi grazie veramente. No, Ha parlato con il cuore Carmelo Fra Mancuso. l'altro mi ha promesso, mi ha detto non lo dire, ma io lo dico perché sono sicuro che lo farà. Fra i suoi ricordi mi ha promesso che porterà per il museo una sua maglia. E noi? Che è storia, la sua maglia è storia, perché allora non è come ora che hanno 10-15 magliette, là gliene davano una, mi diceva Carmelo, che la portavano per tutto il campionato. Sì, sì. Quindi, e lui ce n'ha una che l'ha riservata e la porterà qui per Se la trovo, sì. Le storie, ed è le storie. Ma cosa voleva fare? Nino, veramente No, ma so- un grande ospite, una grande Era un persona. peccato che tu che non c'era, va, No, a fare abbiamo fatto in modo questo di servizio venire. perché vedere troppo bello, sì, sì. Perché c'è stata una discussione bella così, leale, sincera. Parole venute dal Sì, cuore. Dal cuore, sì, sì, sì. Si vede quando c'è l'emozione di parlare. Veramente. Io sapevo, ci mette una bella dedica a Cavaliere. a lui. Ho messo la data, una bella dedica a Nino Doria. Dedica, cose, pensierini. Su un uomo per il gesture. Ma almeno faceva qualcosa di... Approfitto per dire, Sì, prego, Don Pippo. approfitto per dire per i milanisti, per la gioia dei milanisti, che Franco Baresi sarà in Sicilia il 20, a Messina sarà il 21 Di agosto. No, D'ottobre. 21 di ottobre. Ottobre, diciamo il 21 mese, a perché posto. si sono Sì, programmati per tempo. No, 21 era oggi. Baresi sarà al Salone delle Bandiere per presentare il suo libro, quindi tutti i milanisti che volessero partecipare, anche per comprare il libro perché è bello, non ha un costo elevato, quindi può comprare il libro, farsi fare l'autografo da Baresi, la foto da Baresi, può venire. Il 21 siamo a Messina, dopodiché andremo a pranzo. Finito il pranzo, per la gioia di Nino Miceli, Nino Doni. milanista, lo porteremo al bar di Nino Miceli a fargli assaggiare il gelato di Nino Miceli. E dal bar Micele, da E un dal Nino bar- all'altro Nino Doni ci starebbe bene qua. Lo so, ma guarda, i tempi di percorrenza sono vediamo. millimetrati. Dice coloro- Se riesco lo porto. Vabbè, Veramente. già è stato però portando Carmelo Mancuso. E poi lo portiamo a Santa Lucia del Mela, club per far vedere Santa Lucia del Mela. Allora- Per i milanisti è questo. Da San Piniceto c'è la Trentena, arriva a Santa Lucia, possiamo abbreviare anche i tempi. Grazie Carmelo Mancuso, veramente è stato un piacere ascoltarti. Grazie a Don Pippo Castorina e grazie a Nodoni. Grazie a voi. E grazie anche a Peppino Battaglia che cura il registro, Sì, coordinatore. coordinatore. Alla prossima!